Il ruolo dell'agricoltura è comunque da anni e lo sarà per il futuro sicuramente un ruolo determinante, fondamentale per l'assetto economico non solo della Regione Veneto ma anche nazionale. Purtroppo lo stato di salute del settore primario non è buono come il resto dell'economia, forse l'agricoltura risente maggiormente ancora della crisi a livello internazionale per tutta una serie di problematiche che sono successe. Adesso abbiamo analizzato qualche settimana fa un documento relativo alla PAC fino al 2020 e speriamo di riuscire a ricavare qualcosa di positivo per tutelare gli agricoltori e gli imprenditori agricoli che operano in Veneto. L'unico modo per avvicinare i giovani ad un settore che è estremamente affascinante credo sia quello di riuscire a creare degli incentivi dal punto di vista economico e finanziario con delle misure importanti per il settore, quindi con un PSR, con dei bandi realizzati ad hoc per dare l'opportunità anche ai giovani di riuscire ad avviarsi con delle sovvenzioni, degli incentivi economici a fondo perduto. Lei è stato promotore di un'importante mozione contro l'Italian Sounding, ce la vuole un attimo ricordare? Sì, perché purtroppo succede molto spesso che la contraffazione dei prodotti rischia di mettere ulteriormente in ginocchio l'economia nazionale, la nostra economia locale, e quindi abbiamo approvato un ordine del giorno, una mozione in Consiglio per tutelare i prodotti made in Italy, perché purtroppo le contraffazioni, ricordiamo, di formaggi, di vini, purtroppo creano dei danni a volte irreparabili alla nostra economia e ai nostri prodotti tipici. Quale sarà la sfida del 2012 della commissione da lei presieduta, quella principale? Quella di concretizzare il più possibile i disegni di legge che oggi sono in cantiere, renderli ovviamente esecutivi, ma soprattutto cercare di ridare speranza e sostegno agli imprenditori agricoli, alle imprese agricole e agli agricoltori in generale.